City. Ogni passaggio sono 800.000 euro. Però... Probabilità. Grazie all'installazione di pannelli fotovoltaici non avete prodotto scori e il risparmio energetico è stato notevole. La banca e ogni avversario vi premiano con 150.000 euro ciascuno. Scoperta dal fisco evasione per centinaia di milioni di euro. Puoi usufruire del condono fiscale e versare il 20% della cifra evasa. 20%? Giusto però. Solo. Sei. Prigione. Beh, sto facendo un turno, tanto con legittimo impedimento esco subito. Sì, legittimo impedimento. Guarda che il 12 giugno si vota, potrebbero anche abrogarla la legge se c'è il quorum. E allora, altro che un turno. D'altronde la legge è uguale per tutti. Tre. 1, 2, 3. Oh, la Romea è commerciale. È mia. Ho costruito anche un mega inceneritore al di sopra. Ogni passaggio mi frutta 2 milioni di euro. Ma un mega inceneritore? Beh, Ma non ci pensi a tutti i problemi di sicurezza? Il paesaggio? poche storie. Sgancia. Ma io non sono d'accordo. Devi dargli un gioco. Ma è ingiusto! Sì. Questo terreno ha 2 centrali nucleari, sono 3.500.000 euro ad ogni passaggio. Ma ragazzi, ma non vi ricordate l'incidente dell'anno scorso? È costato la vita a centinaia di persone. E in più nel paese si sono anche diffuse malattie della pelle e del sangue. Ma nessuno ci pensa alla salute della gente o al rispetto per la natura. Cos'è? Di chi è? La compro. È di tutti. Non è in vendita l'acqua.